Anticipo sui canoni dei consumi bloccato dal lato idrico. Il commissario dell'ente Marcello Maisano ha invitato la società Girgenti Acque ad una verifica puntuale degli importi prima di caricarli in bolletta. Per il commissario del lato idrico bisogna avere notizie precise dai comuni e far pagare agli utenti solo eventuali differenze dovute al ricalcolo degli importi previsto dalla legge. Come si ricorderà, nei giorni scorsi è stato annunciato che l'ente gestore del servizio idrico avrebbe provveduto a caricare nelle prossime bollette degli utenti della provincia una somma prevista nel regolamento di utenza che vale come caparra antievasione, somme previste in linea teorica già negli anni 90, quando a gestire il servizio idrico erano i comuni o l'EAS, ma che in gran parte dei casi non sono state mai fatte transitare dai precedenti gestori alla Girgenti Acque, né tantomeno restituite ai cittadini. Così la società ha deciso di ripartire da capo, inserendo l'importo, pari a circa 70 euro per i privati, molto di più per le utenze commerciali, nelle bollette che stanno per essere recapitate ai cittadini. Ma intanto il commissario della provincia del lato idrico Marcello Maisano ha inviato al gestore una lettera con la quale impone una verifica puntuale sugli importi prima di caricare questa voce in bolletta. Ciò che occorre fare dunque è controllare per ogni cittadino se e quanto ha versato in atto di registrazione della propria utenza idrica, e solo in base a questa informazione si potrà agire per chiedere la somma, che va ribadito essendo un deposito, dovrebbe poi rimanere bloccata nelle casse dell'ente fino alla rescissione dell'utenza. Gli unici a detenere queste informazioni dovrebbero essere i comuni, contro i quali, fa sapere l'ATO, bisogna agire per recuperare chiarezza rispetto ai numeri, provvedere ove necessario e far pagare l'eventuale differenza agli utenti. Intanto Girgenti Acque da parte sua dichiara di non aver ricevuto alcuna comunicazione, che pertanto si riserva di analizzare il contenuto della lettera per decidere la strada da intraprendere.